Bene, eccoci ancora una volta insieme. Abbiamo il piacere di avere anche ora ospite con noi Ivan Borsato, birraio di Camalò, provincia di Treviso, ma qua in veste di presidente dei birrai di Confartigianato Veneto. Come vedete, insomma, la trasmissione è particolarmente colorata grazie a 6 bottiglie di birra, ciascuna individuata per tipologia anche dalla parte superiore, dalla colorazione, quindi devo dire fa molta vivacità. Partendo proprio dai tipi di birra, quanti ce ne sono oggi? Oggi diciamo a livello stilistico ne abbiamo vicino all'infinito, c'è qualcuno che ha cercato di numerarli, non ve lo so dire con precisione, ma insomma magari quelli che possono essere gli stili più diffusi da noi li possiamo ricondurre a una trentina almeno. Ecco, oggi nel Veneto, leggo, ci sono 140 realtà birraie, di cui 87 produttive con proprio impianto. Qual è la differenza? Allora, ci sono queste due entità. C'è chi ha l'impianto di produzione, perciò è un birraio con licenza, voglio dire, delle dogane. C'è qualcuno invece che magari è un grande appassionato, lo vuole fare non come lavoro a tempo pieno, allora si reca nello stabilimento che ha la propria licenza e produce una birra a marchio. Sempre artigianale, ovviamente, parliamo di questo. Sempre birra artigianale. Voi avete iniziato un percorso per arrivare a un disciplinare ed un marchio di qualità. Esattamente. Quali sono le caratteristiche che secondo voi deve avere la birra di qualità veneta poi in questo caso? Allora, partiamo dal concetto prima di birra di qualità. Per noi fare qualità vuol dire lavorare bene in laboratorio, fare una produzione diciamo con tutti quanti i canoni e la perfezione e tentare la perfezione nella nostra produzione. Questo noi lo possiamo fare solo attraverso i controlli e diciamo la strutturazione di un sistema produttivo e di un sistema di controllo all'interno del birrificio. Perciò la certificazione punta principalmente a formare i birrai, alzare il livello medio e puntare all'eccellenza, ma soprattutto insegnare un metodo giusto di lavoro. Perciò puntiamo a lavorare bene in birrificio prima ancora di fare una birra oggettivamente buona. Ma quando parliamo di lavorare bene in birrificio, a cosa pensate? Cioè, è una questione igienico-sanitaria? Anche quello, dicevo prima, un sistema, cioè un processo ordinato e diciamo organizzato anche da un consulente. Grande pulizia, perciò la conoscenza dai detergenti alle tecniche di detersione e soprattutto i controlli, cioè mentre facciamo la birra identificare dei punti critici in cui sia ideale fare un controllo, un piccolo campionamento e poi utilizzare dei sistemi con dei kit molto facili da utilizzare che abbiamo. Che questa è un po' la novità anche della vostra proposta. La novità proprio questo, è l'autocontrollo. L'autocontrollo vuol dire io all'interno del mio birrificio birraio con un piccolo kit di tamponi e di piccole soluzioni usa e getta posso andare a fare dei controlli in vari stadi del processo produttivo e anche nello stadio finale e magari riuscire a capire se quella birra lì avrà stabilità e longevità come è giusto che sia. Con un po' di provocazione, ma in questo non vi sostituite alle autorità igienico-sanitarie? Non dovrebbero già pensarci loro a garantire questo processo? Questo è giusto, però è anche vero che il controllo che fa l'unità igienico-sanitaria non è continuo logicamente. Noi per fare un lavoro perfetto dobbiamo fare un lavoro e un controllo su ogni singolo lotto di produzione e questo è che puntiamo a fare noi altri. Più che altro è un concetto di educazione a lavorare bene. Quando nasce una risposta è perché c'è una domanda. Cioè voi evidentemente eravate preoccupati, siete preoccupati dal boom di birrifici. Oggi insomma voglio dire è un trend di moda. Esatto, cioè, è un po' una moda aprire il birrificio, adesso stanno aprendo anche moltissimi birrifici anche con profili diversi, anche sotto il profilo più agricolo, più legato al territorio, ma quello che è il grosso problema è che questa saturazione, questo intasamento del mercato spesso fa affacciare al mercato dei soggetti che non sono preparati, che magari mettono nel mercato perché non hanno alternativa della birra che non è buona e rischiamo di rimetterci tutti un po' nel collettivo. Ecco perché abbiamo un piacere, ma non l'abbiamo fatta per noi piccolo gruppo diciamo di eletti, ma l'abbiamo fatto per tutti i birrai perché vogliamo che tutti quanti abbracciano questa nuova idea di fare birra in maniera diversa. Però mi pare che il disciplinare, poi probabilmente il marchio di qualità è un'altra cosa, il disciplinare voglia in ogni caso garantire noi consumatori sulla salubrità del prodotto.
Poi insomma, voglio dire, il fatto che un prodotto sia buono o cattivo dipende un po' dal gusto e dall'acquirente. Se Sì. una cosa non è buona uno non lo compra. Quella è una cosa meramente soggettiva, voglio dire, poi ho tantissimi clienti che amano determinate birre, ne odiano altre e ho qualcuno che è esattamente il contrario, perciò non siamo legati alla birra fine a se stessa come gusto e come materiale, ma qui in realtà come processo produttivo, tanto che il disciplinare è diviso in due piccole parti. Uno è il percorso di qualità, che è il primo percorso di formazione. Da quel punto in poi, quando il birraio prende il marchio, è una questione di mantenimento. Il grosso lavoro noi lo facciamo con la prima parte. Faccio l'avvocato del diavolo, ma uno dice, ma perché decidete voi come si fa la birra? Ma in realtà non lo decidiamo noi, quello che noi vogliamo fare sono cose scritte e tra parentesi normali. Il problema diventa, applicano tutti esattamente quel processo produttivo e quella tipologia di controlli? Certo, ma io mi domando, ma perché uno deve farlo? All'interno, voglio dire, del minimo di rispetto igienico-sanitario. Ma per due cose. Uno, perché uno deve anche avere... Noi vogliamo persone che abbiano l'idea di maturare a livello professionale, okay. Questo è la base di tutto. Due, anche perché con un marchio, con un logo, con un simbolo che poi possiamo applicare alla nostra comunicazione, alle nostre bottiglie, cerchiamo anche di comunicare all'utente finale, che è sì chi beve la birra, ma è anche il ristoratore, l'operatore, che magari scegliendo un birrificio che aderisce al nostro disciplinare sicuramente avrà un prodotto più longevo, più stabile e sarà più tranquillo nell'acquisto. Sì, ho fatto decisamente l'avvocato del diavolo, perché poi ovviamente la mela marcia in termini di immagine e di comunicazione rovina tutta la bontà del resto della categoria. E a proposito di questo, sempre per fare l'avvocato del diavolo, cioè voi vi chiamate microbirrifici. Sì. Oggi la birra artigianale la trovo anche nella grande distribuzione. Sì. Cioè, mi spiega com'è? Allora, qua c'è un po' di confusione. Allora, il fatto che troviamo dei prodotti artigianali nella grande distribuzione è una scelta che fa il produttore, cioè anche l'artigiano può affacciarsi alla GDO per... No, certo, però siccome quello che si dice della grande distribuzione è che chiede sicurezza di stock, sicurezza del prodotto, insomma, l'artigianato è altra cosa. Io penso che in questo momento la grande distribuzione sia più interessata a proporre un prodotto nuovo, un prodotto artigianale, un prodotto che abbia a livello comunicazionale, a livello di appeal, una marcia in più rispetto alla birra commerciale. Questo per che la già grande vendono. distribuzione. Esatto. Ma voi non rischiate di dare un'immagine massificata del prodotto? Ma qui io devo rimettermi alla scelta che fa il produttore, chiaramente. Ecco, noi non sponsorizziamo quasi mai chi entra nella grande distribuzione, ma sotto solo il profilo meramente personale, voglio dire, ma non c'è scritto niente. No, perché mi pare un po' contraddittorio con lo spirito con cui sono partiti i microbirrifici. Sì, sicuramente, però diciamo arrivando anche a quella che era la domanda iniziale, la birra artigianale è stata normata nel 2016, prevede che il birrificio sia un birrificio indipendente, cioè non abbia partecipazioni di altri birrifici o grande major del settore, che produca una birra non filtrata e non pastorizzata, e che sia più piccolo di 150.000 ettolitri, che sono logicamente tantissimi, insomma il legislatore l'ha organizzata in questa maniera. Voi siete nati come attività da appassionati. Oggi date occupazione a tante persone? Allora, non ho i dati precisi, però è anche vero che il birrificio è proprio microimprenditoria, no? Un po' come una volta si usava dire l'anima del nostro nord-est, e spesso è formato da soci lavoratori che si suddividono gli vari mestieri, a volte c'è anche qualche familiare che partecipa, perciò diciamo sono dei piccoli gruppi, a volte anche numerosi, un'azienda diciamo familiare, un'azienda formata da amici, spesso si apre un birrificio perché si ha in 3-4 la stessa passione, si mettono insieme le idee e le energie, perciò io direi che a livello numerico occupiamo molte persone, non le so dire magari se ci avviciniamo all'occupazione che c'è nell'industria dove ci sono grandi stabilimenti. È anche vero però che noi facciamo tutti i passaggi in maniera manuale e sicuramente abbiamo bisogno di più manodopera rispetto che un'industria dove è un po' più automatizzata. Ricordo che agli esordi uno dei problemi era il reperire la materia prima. I prodotti agricoli che sono alla base della birra. Oggi è cambiata la situazione? Oggi è cambiato molto, ci stiamo avvicinando verso una produzione per delle materie prime principali che sono per esempio il malto biondo, i malti base e il luppolo soprattutto, che è la parte americante della birra, con delle produzioni locali. Già sono attivi dei progetti
e diciamo anche fruibili e utilizzabili al 100% con malti tracciati per esempio Veneto. Una delle condizioni per avere il nostro disciplinare è avere una birra, almeno una, diciamo, con una forte connotazione territoriale, perciò utilizzare dei prodotti del territorio. Dall'altra parte abbiamo nel Vicentino e nel Veronese moltissimi ragazzi, giovani agricoltori, che hanno pensato che il luppolo potesse essere uno sfogo, un'evoluzione per la propria azienda agricola. Ora il trend più recente è l'agribirrificio. Voglio dire, è la trasposizione dell'agriturismo nel vostro settore? No, è la trasposizione del birrificio nell'agricolo, cioè gli agribirrifici sono dei birrifici dove almeno il 51% della materia prima che utilizzano per produrre le proprie birre deve arrivare dai propri campi, dalla propria produzione. Possono integrare con una percentuale che arriva da fuori, questo è normale. Un po' come l'agriturismo deve produrre esattamente, ma del proprio campo. Nel birrificio è un po' più spinta perché tutti i malti speciali, tutte le cose un po' più particolari, ancora in Italia noi non le produciamo. Il disciplinare e il marchio di qualità hanno avviato il loro iter. Più o meno quando prevedete che possa arrivare a conclusione? Allora, logicamente è un marchio che a ciclo entreranno e usciranno con il conseguimento del marchio stesso molti birrifici. Ora annoveriamo circa una decina di birrifici che hanno iniziato la prima parte, che è il percorso di qualità. Speriamo, tra questi birrifici abbiamo dei colleghi ben preparati e non avranno difficoltà a superare la prima fase, diciamo quella di prima analisi, ed è probabile che nel giro di un paio di mesi, massimo 3, già qualcuno possa offrire del marchio di birra artigianale di qualità. Fra i tanti meriti, devo dire, di chi ha dato vita insomma, a questo nuovo settore produttivo, c'è anche quello di aver rinvigorito una professione che è quella del mastro birraiolo. Oggi ci sono scuole o ancora uno si inventa? Nasce dall'esperienza? Allora, io inizio il mio percorso nel 2010. Nel 2010 dovevi aver fatto, non lo so, un po' di università, tecnologia dell'alimentazione, e estrapolare da questi corsi legati all'alimentazione e all'agroalimentare le informazioni che ti servivano per lavorare. Oggi invece ci sono delle scuole professionali attivate, riconosciute anche a livello regionale e a livello europeo, che rilasciano degli attestati di qualifica come birraio artigiano. Quindi può essere un settore cui guardare con attenzione per un giovane. Sicuramente. Secondo me manca ancora un po' di sviluppo ulteriore sulla formazione e sull'insegnamento, ma siamo sulla strada buona. Grazie a Ivan Borsato, che è il presidente dei birrai di Confartigianato Veneto, che hanno iniziato questo percorso di qualità attraverso un disciplinare per arrivare ad un marchio di settore che vediamo adesso in sovrapposizione. Grazie. Grazie, buon lavoro. Grazie mille anche a voi. A voi, alla prossima. Ci si vede e salute con la birra.